incontro dal punto di vista del confronto, della conoscenza. Abbiamo avuto bisogno di qualche amico, di qualche studioso, di qualche persona che un po' dicesse questa è la strada, ma soprattutto c'era il cuore, c'era la voglia di raccontare un'Italia diversa. Non ho visto il libricino, ma penso che ci sia, no? questa bellissima spina dorsale dell'Italia declinata in chiave vulcanica, ed è un modo di raccontare l'Italia del vino, soprattutto territori e vitigni che raramente vanno in copertina, raramente sono sulle prime pagine, raramente raccontano di longevità, di valore, di terroir importanti, e io credo che pur nascendo da Soave questa idea è stata condivisa, è stato capito che non era che Soave volesse prendersi i vulcani, non si può fare questo. Altri territori da Pitigliano, tutto il sistema del Lazio, gli amici della Campania, le isole soprattutto, no? Dove troviamo queste espressioni un po' estreme, e fino a questo ritorno, sembra quasi vulcanei, sì, sembra quasi una specie di ondata di ritorno, quindi ci fa piacere che questo mare, che ci sia questo senso, no? Questa onda, sì, no? Che ci aiuta a continuare a raccontare questa storia.